metodi mafiosi. Nel repertorio non mancava nulla. Sistema da criminalità organizzata e in questo caso i tentacoli dell''ndrangheta in un Veneto sempre più terra di conquista delle cosche calabresi. Gli imprenditori che non accettavano il modus operandi o facevano resistenza venivano costretti a cedere con minacce, ricatti, estorsioni e persino usura. Al vertice, 3 titolari di azienda del settore edile del Veronese, 2 uomini, un 32enne e un 24enne calabresi, e la moglie di quest'ultimo di origine serba. I primi 2 in manette, la donna ai domiciliari, persone vicine alle cosche crotonesi Grande Aracri e Dragone. E poi decine di complici e conniventi. L'operazione della Direzione Investigativa Antimafia di Padova, coordinata dalla Procura Distrettuale di Venezia, ha visto scattare 14 perquisizioni con 36 indagati tra le province di Venezia, Verona e Vicenza, ma anche Cremona, Reggio Emilia, Bologna e Catanzaro. Tutto è partito dalla scoperta che le 3 aziende veronesi da tempo eseguivano sovraffatturazioni per riciclare denaro da attività illecite. Per farlo avevano bisogno necessariamente di imprenditori conniventi, più o meno volontariamente. Chi non accettava le regole, infatti, finiva nel mirino delle minacce. Decisivo, nella lunga e complessa indagine, l'aiuto di un pentito calabrese dell''ndrangheta. Pentito dell''ndrangheta che ha dato un apporto decisivo all'indagine e che ha consentito di portare in emersione tutta una serie di episodi molto significativi e molto importanti. Nel corso delle perquisizioni la DIA di Padova ha recuperato anche denaro contante e una pistola 7,65 con 93 proiettili. Nel frattempo l'indagine continua, l'allerta resta altissima per una minaccia sempre più concreta nella nostra regione. Gli artigli di camorra, mafia e 'ndrangheta sono ben piantati a nord-est. E sta soprattutto a testimoniare quanto altissimo sia il livello di attenzione della Procura della Repubblica, della Procura Distrettuale Antimafia e delle forze di polizia nel contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose.